L'ultimo treno storico dell'anno viaggerà l'8 dicembre sulla tratta Gemona-Sacile ed è dedicato ai mercatini e ai presepi di Natale, con tappe a Cornino, Pinzano al Tagliamento, Maniago e visite ai presepi di Poffabrio e al mercatino del centro cittadino sacilese, ed è tutto esaurito. Il successo dei treni storici delle Friuli Venezia Giulia è andato oltre le aspettative, tanto che per il 2019 l'iniziativa verrà ulteriormente ampliata grazie ad uno stanziamento di 450.000 euro, di cui 50.000 destinati ai comuni per la promozione degli eventi. Il programma è stato avviato con la convenzione firmata a maggio con Fondazione Ferrovie dello Stato, partner principale, assieme a Trenitalia e all'associazione Museo Stazione Trieste Campo di Marzio. Dei 20 treni proposti, 16 hanno interessato la linea pedemontana del Friuli lungo la tratta Sacile-Gemona, riaperta interamente al traffico turistico lo scorso 29 luglio. Gli altri sono stati realizzati in occasione per esempio della Barcolana a Trieste o della Festa della Zucca a Venzone, per la celebrazione dei luoghi di Pasolini o del centenario della Grande Guerra, un treno che ha viaggiato lungo il confine prebellico tra Austria e Italia, toccando Trieste, Monfalcone, Cervignano del Friuli, Palmanova, Udine, Cormons, Gorizia, Sagrado e Re di Puglia. Una delle proposte che hanno entusiasmato maggiormente il pubblico, assieme ai treni dedicati alle storie, al jazz, agli alpini o altri filoni che hanno sollecitato la promozione del territorio, seguendo le tracce dell'arte rinascimentale a Pordenone, delle tradizioni del folklore, dell'industria delle coltellerie di Maniago oppure delle produzioni gastronomiche, dalla cipolla di Cavasso Nuovo alle mele antiche al prosciutto di San Daniele. Grande risultato, perché oltre 3.700 persone si sono così salite su questi treni per assaporare non solo il territorio ma anche le peculiarità del territorio, quindi molto bene da questo punto di vista. E visto i risultati, visto il grande entusiasmo che c'è ancora sul territorio, io ho riproposto la cifra a bilancio, speriamo poi che il Consiglio, comunque mi auguro che il Consiglio lo approvi in questo senso, e quindi anche per il prossimo anno faremo anche di più rispetto di quello che è stato fatto adesso. Sono stati 20 i treni programmati nel corso dell'anno, 13 hanno registrato il tutto esaurito, per un totale di 3.700 passeggeri e 31 amministrazioni locali e 33 associazioni e proloco coinvolte. Per il 2019 le novità potrebbero riguardare anche la società Ferrovie Udine Cividale, con la quale già si pensa di proporre il treno delle città UNESCO tra Cividale, Palmanova e Aquileia. Anche la Federazione Italiana Amici della Bicicletta lavorerà al programma del prossimo anno, con l'obiettivo di potenziare il cicloturismo attraverso l'intermodalità treno-bici lungo la ciclovia Alpe Adria.